Oltre 40.000 finti certificati medici per ottenere o rinnovare la patente. Un tenente colonnello dell'Aeronautica Militare e una sua collaboratrice sono finiti agli arresti domiciliari al termine di un'indagine condotta dai carabinieri di Bari e che ha visto casi anche nel veneziano. 7 i titolari di autoscuole e agenzie di pratiche sottoposti invece all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre altri 4 sono stati colpiti dal divieto di esercitare la professione per un anno. I provvedimenti sono stati eseguiti a Bari, Foggia, Taranto e Venezia. Le accuse nei confronti dei 13 indagati sono a vario titolo: falso in atto pubblico e in concorso, accesso abusivo al sistema informatico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici, commessi tra il 2021 e il 2022. Dalle indagini è emerso che per falsificare i certificati utilizzavano diverse modalità a seconda delle esigenze, dall'omissione di effettuare la visita o visite mediche fittizie, a volte anche condotte da terzi senza alcun titolo, con vantaggi sia per il medico accertatore, che per ogni certificato guadagnava 25-30 euro, sia per i titolari delle autoscuole e agenzie, che così sono riusciti a monopolizzare il mercato dei loro territori.